Hanno sfidato le fiamme per salvare un anziano intrappolato in un appartamento ed il fatto che purtroppo non ci siano riusciti non toglie nulla al loro coraggio. Il gesto di un gruppo di atleti di Vittorio Veneto ha colpito tutti. Sentiamo. Non siamo degli eroi, non vogliamo cercare una formula di popolarità. Non si sentono degli eroi Fabio, Matteo, Maxine, Elena e Giulia. Questi 5 ragazzi di Vittorio Veneto dovevano recarsi ad uno stage di judo a Milano, ma mentre scendevano le scale del condominio dove erano ospitati da una loro amica vittoriese, hanno sentito un forte odore di fumo all'altezza del terzo piano. A quel punto, senza esitazione, tutti e 5 hanno lanciato l'allarme per cercare di salvare i residenti. Attimi di paura che i ragazzi di Vittorio Veneto hanno saputo gestire senza lasciarsi perdere d'animo. Sì, abbiamo deciso, siccome c'era stato detto proprio che c'era una persona dentro che non poteva uscire in maniera autonoma, era un disabile, abbiamo deciso proprio di entrare e sfondare la porta. Fabio Tonone, istruttore di judo, e Matteo Paier hanno abbattuto a spallate una porta blindata per cercare di salvare un disabile che non dava segni di vita all'interno dell'appartamento. Un vicino aveva detto: c'è una persona lì dentro, abita, è un disabile in carrozzina, non può uscire in maniera autonoma e se l'incendio è lì dentro probabilmente è svenuto. Una volta battuta la porta a spallate si sono accorti che per l'uomo non c'era più niente da fare. Maxine, Elena e Giulia sono comunque riuscite con il loro allarme a fare uscire le persone da casa prima dell'arrivo dei vigili del fuoco. Sì, io vorrei appunto dire alla famiglia che siamo estremamente vicini per la perdita del signor Rossi, che avremmo voluto fare molto di più, tutti e 5. Fabio e Matteo sono rimasti leggermente intossicati per colpa del fumo. Per il loro gesto i complimenti non sono tardati ad arrivare, anche perché tutti e 5 hanno conservato freddezza e razionalità, oltre ad uno spiccato senso civico, doti che per gli atleti di arti marziali si assimilano anche grazie alla pratica della loro disciplina. Le arti marziali hanno avuto un ruolo sicuramente fondamentale in quello che è successo, secondo me, perché ci hanno dato la fiducia in noi stessi. Se tu pensi che buttare giù una porta in quel momento è la cosa migliore da fare, allora la fai. Inoltre tutto quel sistema di valori che ci sono stati insegnati dai nostri genitori, dai maestri, ci hanno permesso di fare quello che abbiamo fatto.